È possibile concludere una partita in soli 12 mosse dall'inizio con una patta per stallo? Andiamo a vedere. Questa partita è veramente incredibile. Di 4, chiaramente una partita fra due giocatori amatoriali, ma penso che le possibilità degli scacchi e la magia che offrono è veramente qualcosa di incredibile. Donna di 2, chiaramente una mossa che va contro i principi generali, i pezzi pesanti dovrebbero restare a casa in apertura, anche qui bisognerebbe ora approfittare subito di questo cambio, invece no, a 4 e 4, donna F4 e si inizia a far muovere la donna tante volte in apertura. F5, questo pedone sacro non andrebbe mai mosso senza un buon motivo. H3, alfiere 7, donna H2 e qui subito abbiamo già delle prime considerazioni da fare. La donna è praticamente quasi immobile, non si può più muovere, la torre non si può muovere, l'alfiere non si può muovere, chiaramente il cavallo attualmente non può muoversi, cioè potrebbe muoversi ma non conviene farlo. Alfiere 6, torre in A3, questa torre sembra molto mobile, C5, torre in G3, ok, la torre attacca il punto G7, ma ora la nostra donna è veramente murata, viva all'interno del suo sarcofago. A questo punto donna 5 scacco, cavallo e adesso c'è un altro pezzo che non può più muoversi, l'alfiere è bloccato, l'alfiere campochiaro è bloccato, la donna è bloccata, la torre è bloccata, pian pianino il bianco si autobloccherà tutti i pezzi e arriverà allo stallo, incredibile, siamo solo alla mossa numero 9, alfiere H4 minacciando la torre, F3 va a bloccare un altro pezzo che è il cavallo in G1 che non può più muoversi. Alfiere B3 e anziché catturare D5 anche questo pedone non può più muoversi, il pedone in A4 è bloccato, il pedone in H3 è bloccato, il pedone in B2 è bloccato, il pedone in G2 è bloccato. E3, viene bloccato anche un altro pedone, C4, anche il pedone C4 adesso è bloccato, vediamo quanti sono i pedoni bloccati, sono questi, anzi c'è anche questo, l'unico che può ancora muoversi è il pedone in F4, ma dopo aver giocato F4, ragazzi, stallo, la partita finisce per stallo, il bianco non può più muovere nulla. Questo pedone non si può muovere, questo pedone non si può muovere, questo alfiere non può muoversi, questo cavallo non ha possibilità di muoversi. Perché? Perché non può catturare l'alfiere poiché è inchiodato dalla donna. Questo pedone non può muoversi, questo pedone non può muoversi, questi pedoni non possono muoversi, nessuno di questo, l'alfiere è bloccato, il re non può andare qui perché questa casa è controllata dal pedone e la casa di uno è controllata dall'alfiere, quindi neanche qui può andare. La torre è inchiodata dall'alfiere, nonostante questa torre sembra possa muoversi, in realtà non può perché c'è l'inchiodatura. La donna è bloccata, il cavallo è bloccato e la torre è bloccata. Nell'arco di 12 mosse sono successe una serie di cose strane, opportunità mancate, errori da parte del bianco, errori da parte del nero e questa partita finisce per stallo. Alla 12ª mossa non c'è stato nessun pezzo cambiato, da notare questa cosa bellissima, nessun pezzo cambiato e in 12 mosse dall'inizio della partita la partita finisce per patta, per stallo. Solitamente lo stallo è una di quelle risorse che un giocatore può utilizzare anche per salvarsi da un finale essenzialmente perso. Qui siamo in piena apertura e la partita finisce per stallo. Eccezionale, sembra un po' una sorta di fuorigioco nel calcio programmato, è incredibile. Bene, io spero che questo simpatico video ti abbia fatto piacere vederlo, a me mi ha lasciato veramente stupito e questo fa capire ancora una volta la magia degli scacchi che cosa può creare. Ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!